Miglio conclusivo dal Savio, soltanto femmine di 4 anni. Favori per Zarkavansi in chiusura, macchina che stacca l'errore di Ziniamau. E per il comando c'è lotta con il numero 5 che Ziniamau si avvantaggia squalificato. Sabrina Gnafà, ma poi sbaglia, no, Numero scusate, passa 8 a condurre, ha Zagarambigi sbagliato anche Zagarambigi. squalificato. In seconda posizione va Numero 1 Ziapina all'esterno, Gnafà c'è Zebrina che squalificato. cerca di portarsi subito su Sabrina Gnafà, ma all'interno è veloce anche Zafira Griff che tiene la posizione, all'esterno prende posizione anche Zarkavans. Mentre partita con molta cautela Zaira delle Selve, che ora risale in terza ruota, ma sbaglia. L'errore di Zaira delle Selve. 48,8 i primi 600, andatura Numero davvero 3 Zaira delle molto Selve blanda squalificato. per Sabrina Gnafà che continua a guidare. All'esterno Zebrina, a lato di Zafira Griff, poi Zarkava Hans. Intanto il giro se ne va in 1,4,8. E sempre leader Sabrina Gnafà nei confronti di Zebrina, alla corda Zafira Griff, poi Zarkava Hans che ha spostato al largo, più indietro c'è anche Zoe GMG, chilometro percorso in 1,20 e mezzo, scatta in terza ruota ora e si avvantaggia Zarkava Hans con Zafira Griff che rientra a Zebrina intanto, mentre ha ceduto Sabrina Gnafà. Passa in vantaggio Zarkavans su Zafira Griff, 300 dalla conclusione. Zarkavans, ancora Zebrina che si ripropone all'esterno di Zafira Griff, retta d'arrivo. E Zarkavans controlla la situazione, mentre la lotta per il secondo posto vede Zafira Griff riuscire a controllare le avversarie per essere netta seconda. La vittoria per Zarkavans, il secondo per Zafira Griff, al terzo è Zoe GMG. 1,17,2 ragguaglio finale, 29,3 a chiudere e assegno ancora Giuseppe Prestipino con Zarkavans, quota di 2,15 al totalizzatore, con la quale raddoppia il successo ottenuto con Anastasia Tava alla terza, ancora per conto di Eric Bondo. E per questa sera dal Savio è tutto, l'appuntamento è per domani sera ore 21.